anche nelle ceramiche, soprattutto nella ceramica, e sono le spirali, sono le clessidre, che qualcuno gli ha definito le clessidre il coso femminile, le spirali il coso maschile. Sono ornamenti, per me sono ornamenti e basta. Comunque, i simboli corniformi ci sono di tipi, curvilini, rettilini e misti. Addirittura si è arrivati, no, forse non ce l'ho, non dovrebbe esserci la fotografia, noi l'abbiamo vista così, le corna messe su un portello, messe sopra il portello, e dici, ah ok, le corna, la faccia del toro e il portello d'ingresso. Vabbè, con un po' di fantasia ci arriviamo a quello. Oh. Ed ecco qui il territorio di Udine, l'argomento ho fatto una piccola introduzione, io perché sarei rimasto 3 ore a raccontare queste cose. No? Allora, territorio di Udine, da una parte Rio Manno, dall'altra qua sopra, qua Rio Mascari, poi c'è i confini con Tisio, c'è Rio Minore, c'è altri fiumi, però i fiumi più importanti sono Mascari e Rio Manno. È un sostrato calcareo, come ho detto prima, quindi facile da lavorare, ma altrettanto facile da distruggersi, perché chiaramente si deteriora. Il territorio di Usini è diviso così: una prima zona, questa qui, che riguarda Mulineto, Selegentoso e Pilota, Suviane Saspira, Spilotta, una seconda zona dove ce ne sono meno, ma non molto belle, e dove ho fatto le ultime scoperte, che riguarda Santa Caterina, Suviane Savigu, Siscale Savigu e Suzuchimo e Kerkos, e un'altra zona che riguarda Madulesos e 2 o 3 tombe perse sparse. Se voi guardate, qua vabbè sono lungo la strada, la massima concentrazione è in questa zona, Suviane Saspiras e Selegentoso. Selegentoso tra l'altro è oggetto di studio dell'università. Una tomba, la tomba numero 3. Se posso fare una critica, è solo una palestra, una tomba palestra. Serve perché bisogna imparare a tirare i primi cose di traume, di paletta, non serve ad altro, perché forse è la più giusta invece. Le più belle sono state chiaramente lasciate da parte. Ecco, questa è una di quelle tombe che vi dicevo prima a casetta, che rappresenta proprio questo grosso masso qua sta crollando. Adesso hanno messo dei tubi innocenti a bloccare la cosa per evitare che succeda l'irreparabile. Non ci sono soldi per restaurarlo, chiaramente. Secondo me andava a tirare e fare dei buchi nella roccia e togliere. È stata una pianta di fico che l'ha spaccata. Fico è anche il teschio. No, lì proprio una pianta di fico che era gigantesca, l'ha proprio troncata. Ma serve a fare dei buchi e tirare delle prese di forza con della resina. 10-15 mila euro per fare, però sovrintendenza non dà l'autorizzazione, il comune non ha soldi, è il solito discorso. Però nel frattempo, dico la politica, i soldi parlano a Pompei e a Firenze. Vabbè. Ecco, qua forse si vede qualche pezzo di radice del fico del covo. Come vi dicevo, il pozzo del corpo sacro, il trave, i segni proprio della finestra, cioè quello che va a rappresentare il mondo dei vivi. La seconda zona, compresa mappare, queste che sono penso che non
utilissimo, queste sono immagini che ho usato per la tesi di laurea. C'è pilota e poi si scala il Salvico. Ecco, tanto vedete in alto la falsa porta con i segni del piccone di tentativo di scavo per ricerca del sole. Guardate questi particolari. Vabbè, a parte il trave che adesso è stato proprio oggetto di studio, sono venuti dei Dauri insieme alla non sovrintendente, la responsabile archeologica della zona, hanno trovato anche una protometeorina, il letto, dove del proprio defunto, e c'è in tutte le camere. Questa è una tomba spiovente, questa è una tomba che ecco, io ho fatto gli scavi su questa. A me è capitato, entrandoci, mi ricordo la seconda o la terza volta, proprio infilandomi perché poi devi strisciare per entrare, non è che entrare di trovare una punta di freccia che ho consegnato poi alla Maria Grazia Messi, che era responsabile archeologica della distreria Turso, e poi però cioè se trovi entrando così chissà che cosa c'è sotto. Questa invece è Santa Caterina. Qualcuno ha ben pensato di usare il gesso per segnare queste cose, non si fa. Cioè se vuoi fare qualcosa, ma io parlo da tecnico, usi il lucernadente, la metti in evidenza, non segnando quel gesso per fare mettere modo. Ma sono cose che si usavano negli anni 70, negli anni 60, ecco, questa è una protometeorina molto povera, anzi una doppia protome, e questo dovrebbe essere il simbolo femminile, l'ornamento della protome. Questa invece è la tomba di Kernos, volta a volta, è una delle poche in Sardegna. Volta a volta, guardate quella che indica la freccia, è una tomba prospetto architettonico. Quindi cosa vuol dire? O questa tomba era prima una tomba del neolitico recente e poi è stata riutilizzata dai nuragici, e fra l'altro dove indica la freccia ci sono anche i classici tre fori dove vedevano i pettini per la tomba. Dentro è piena di queste incisioni qua. Sono incisioni alpiniformi, a stella, c'è qualche rappresentazione di umano, ci sono incisioni, questa per esempio io la definisco una barca, per me sembra una barca. E nel Neolitico cosa ne sapevano una barca? Quindi sono io che la sto vedendo così. E poi tutte le utilizzazioni. In particolare, nelle tombe a prospetto architettonico, all'interno c'è sempre una mensola tutto intorno. Proprio voi che ne girate, quella a prospetto architettonico troverete sempre una mensolina tutto intorno. A cosa serve? A depositare probabilmente sì, a depositare droni, offerte, non così, con il nostro defunto al centro. Ah, ecco una cosa, fino alle tombe dei giganti, le sepolture erano tutte sepolture primarie, cioè morto e messo dentro. Con l'arrivo del periodo nuragico, la sepoltura diventa secondaria. Prima viene deposto fuori, viene scarificato e dopo messo dentro. Come fai a sapere queste cose? Semplicemente perché quando usavano l'ocra, cioè se tu mi metti l'ocra sulle ossa, io trovo l'ocra sulle ossa, non posso metterlo su un cadavere primario, cioè su una deposizione primaria che c'ha la carne sopra. La zona 3 è quella che comprende Badulensos e due tombe. Fra l'altro questa qui che è vicino a Usini, ci sono anche iscrizioni latine. Cioè, riutilizzata. Probabilmente, a mio avviso, potrebbe essere che è stata usata come anche chiesa rupestre. Perché c'è
smontavano tutto e mettevano i loro prodotti e così via. Cioè, anche l'utilizzo con quelle che a prospetto architettonico, quelle con la semiluna sopra, probabilmente così, cioè non facevano una sepoltura, dopodiché arrivavano gli altri, scavetto e via. Ecco, Fadulesos, se guardate bene, le frecce indicano due corna. C'è un corno sopra e uno più in basso. Sul portello, quello che vi dicevo prima, che qualcuno ha visto l'uso del toro, delle cose. Oppure le colonne, sempre qua di Padula, che qualcuno poi provato anche a tagliarla. È bello da portare a casa. Quindi, nella zona 1 abbiamo 28 tombe, zona 2 10 tombe, adesso sono 15, nella zona 3 6 tombe, adesso sono 7. Qui vabbè, adesso il calcolo non me li ricordo, come abbiamo 15 domus prospetto antico, come dicevo, anticella, cella e 2 cellette laterali. 6 a prospetto architettonico sono 13, esattamente. Poi, planimetria non classificata sono un paio perché sono brulli, non si può fare il disegno planimetrico. Centripeta 9 e una sola vicenda. E questo è l'elenco dei mappali una curiosità, torniamo indietro alla prima carta. Ecco qua. Va bene anche questa, perché non considerate quella cosa verde. Usi Milano. Un uraghe qui ormai distrutto perché era una cava di calcio utilizzata dai romani e hanno usato le pietre per fondere. E un uraghe qui, Pianepilighe è un quadrilobato con torre centrale che è crollato con muri è veramente bello, infatti non capisco perché gli studi anziché farli a serie però probabilmente c'era l'idea di fare qualcosa di turistico facile da arrivarci e chissà. Però quello che voglio dire è Usini questa zona qua moltissime tombe a prospetto, più sopra tombe a prospetto e anche dietro di quella zona verde dove c'è che è così tomba a prospetto. Ho detto ci sono solo due nuraghi. Tutta questa zona, territorio di Udi e di Ipiri, è costellata di nuraghi. Dall'altra parte, territorio di Sassi è costellato di nuraghi, territorio di Sincera un nuraghi. Poi non so più giù quanti ce ne possono essere, non mi so perché alla fine